Ma molto tranquillamente mi incontrerò con il segretario Borgia per capire come vogliamo affrontare i prossimi 3 anni di mandato. Scatti in avanti, provocazioni politiche credo che abbiano lasciato il tempo che trovano e soprattutto creano malessere all'interno della maggioranza su delle ipotesi, su delle iniziative che non sono assolutamente attuabili. Uno, perché non sono di competenza del comune, due, perché il prefetto e il questore hanno già parlato chiaro. Quindi agli amici alleati chiedo semplicemente trasparenza, correttezza, di continuare un percorso iniziato 2 anni fa all'insegna della lealtà e del rispetto, senza scatti in avanti e senza rincorse polemiche su temi che francamente non c'entrano nulla con la nostra attività. Però serenità, rispetto, e quindi sono convinto che in pochi minuti troveremo la soluzione. L'importante è che poi si pianifichino i prossimi anni di mandato all'insegna soprattutto del rispetto reciproco.